tutti, sono Enzo Bar e vediamo in questo tutorial come si fanno le incursioni. Andiamo nella mappa, cerchiamo un settore dove vogliamo fare la spiata, selezioniamo il drone, ricognizione. Il drone tra qualche secondo arriverà a destinazione e ci rileverà le risorse del settore. Ecco qua. Andiamo dal consigliere di battaglia. Ok, questo settore ha un totale di 6.000 risorse. 2.000 di uranio, 2.000 di titanio, 2.000 di crediti. Quindi adesso gli mandiamo un'incursione che possa prelevare 6.000 di risorse. Ovviamente non saranno 6.000 perché il bunker, se è a livello 1, protegge circa 1.050 di risorse per ogni risorsa. Allora abbiamo detto 6.000 di risorse è la capacità che ha il settore, quindi noi guardando la capacità selezioniamo dell'attacco fino ad arrivare a circa 6.000. Questo è un calcolo approssimativo, si fa per far prima. È inutile mandare truppe, rischiamo di perderle nel caso il settore mette fuori dalla difesa. Mettiamo solo quello necessario, circa 6.000. Facciamo partire l'incursione, aspettiamo che il nostro consigliere di battaglia ci dica. E se tutto va a buon fine, siamo riusciti a prelevare 9,50 dal settore per ogni risorsa. Questo vuol dire che ha un bunker di livello 1. Tutte queste informazioni, bunker, livello, eccetera, dobbiamo usare i segnalibri. Grazie ai segnalibri possiamo creare delle note per ogni settore. Io uso il dollaro quando il settore mi dà risorse e scrivo di solito giorno e mese dell'incursione, totale delle risorse che sono riuscito a prendere. Poi mi segno anche il livello del giocatore, così posso vedere se quando ci ritorno è aumentato di livello. E da lì qui capisco che è un giocatore attivo. E il bunker, ci metto che il bunker mi può non far portare via queste risorse. Quindi data dell'incursione, totale di tutte le risorse che sono riuscito a portare via, livello del giocatore e capacità del suo bunker. Premo su crea e quando voglio andare a fare ancora un'incursione a quel settore, attraverso il centro comando, nella scheda contatti, ho tutti i miei settori segnati.